Presidente Bolsonello, oggi in aula un importante provvedimento a favore di una delle realtà sportive più vincenti in questo momento della regione, ma che ha anche un'importante esigenza proprio. Beh sì, parliamo del Pordenone Calcio che in questo momento veramente sulle pagine di tutti i giornali per aver superato il turno di Coppa Italia a Cagliari e il giorno 12 sarà a San Siro a sfidare l'Inter. Ma al di là della parte agonistica c'è un tema infrastrutturale, nel senso che il Pordenone Calcio, che gioca al Bottecchio, lo stadio storico di Pordenone, gioca già in deroga da un paio d'anni perché non ha le misure sufficienti per poter militare nei campionati professionisti. A questo punto le strade erano due: quella di andare alla costruzione di un nuovo stadio oppure cercare una soluzione alternativa. Io da sempre sostengo che il nuovo stadio deve essere pagato totalmente dai privati e che quindi non ci debba essere denari pubblici rispetto a uno stadio privato, e invece abbiamo la fortuna di avere uno stadio straordinario, bellissimo, come lo stadio di Fontana Fredda, pensato ormai qualche decina d'anni fa ed era all'avanguardia già allora, che con opportune modifiche diventerà nuovamente un gioiello dove sarà possibile giocare le partite fino alla Serie B compresa. Quindi abbiamo già messo 500.000 euro in assestamento, oggi in Consiglio abbiamo messo un ulteriore 1.000.000 euro, quindi con 1.500.000 si completa quasi tutta l'operazione, e in più altri 500.000 che vengono messi a disposizione della Fontana Fredda Calcio e quindi del Comune di Fontana Fredda per la costruzione di un campo in sintetico che serve proprio per far sì che le squadre che abitualmente giocano nel rettangolo di Fontana Fredda possano avere un campo di sfogo ulteriore, perché in quel rettangolo, in quel campo di gioco, giocheranno solo le prime squadre del Fontana Fredda e del Pordenone.